Chiossi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Sarà probabilmente un video breve, senza indicazioni, senza niente, perché oggi siamo per la prima volta nel 2025 a funghi. E come cominciamo? Guarda qua, massa tamburo, guarda che bella, massa tamburo anche là. Adesso andiamo verso il nostro posticino segreto e vediamo se Emilio e i suoi amici ne gassa qualche fungo a capanni altri. Seguiteci, sia pronti? Simone, dai che andiamo, go go go! Eccola qua, un'altra bella mazzetta di tamburo. Sì, e se buone fritte impanate queste qua, dopo vi faremo vedere una ricetta magari. Ovviamente la mia tetta sta andando avanti e finché io mi perdo con le masse tamburo lei ha già trovato il primo porcino. Ma siccome io non voglio essere da meno, la rincorro e ta ta ta! Guarda qua, guarda che porcineo. Ciao, stupendo. Adesso lo raccogliamo, vediamo. Guarda che gambo, guarda che bello. Guarda. To, immacolato. E ti altro? O sempre quello di prima? Sempre quello di prima. Bene, proseguiamo perché l'altopiano delle meraviglie è ancora più su. E comunque i funghi, prima di metterli nello zaino, nella gerla, in quello che è, si puliscono e si lasciano le spore per terra, che magari fra una settimana che ne cresce un altro, capito? Non fate finta di non saperlo, cazzoni! Mi sa che qua c'è la tana di qualcuno, perché c'è anche usma da bestia proprio, odore da bestia. Sì. Figo, mai fatto caso in tutti gli anni che sono passato per di qua che c'era questo anfratto qua sotto. Andiamo avanti, va, che siamo vicini all'altopiano magico. Guarda qua. Ah no, niente, no, buono, si va a mangiare. Eccoci arrivati all'ingresso dell'altopiano delle meraviglie. Questo qua dovreste averlo già visto su un video di 1 o 2 anni fa. Vediamo oggi come siamo messi. Vedete perché dico che è magico? Ho delle meraviglie. Come arrivate vi accolgono queste micro macchioline di saeti, tantarelli, che ovviamente io non raccoglierò perché sono troppo piccoli, lasciamo qua che magari crescono. Che non so mai, non ho mai capito se in realtà crescono i funghi, non crescono, se escono e restano come sono, non lo so. Nel frattempo andiamo in cerca qua e se troviamo qualcosa ve lo mostriamo. È un altopiano delle meraviglie, si trova in Val Zoldana, ma non vi dico dove che si trova, che già massa gente lo sa. Ta ta ta. Era qua, Amanita che nasce, Amanita, Amanita, Amanita. Sapete, no, quello che si dice, che dove ci sono le amanite crescono anche i porcini e adesso ogni altri ne mi cerca. Sì, Consuelo si è impertegata su per un'altra riva, non so dove che sia andata, è buona tornare qua già con 7-8 porcini. 8. Allora qua, se non sbaglio, queste qua sono manine dalla forma, vedete? Queste qua fresche, quando sono belle gialle doveva essere buone, però rivolgetevi sempre a un micologo se non siete sicuri. Guarda qua, amanite, fottio di amanite, chissà che sia anche un botto dei porcini, bah, vedremo. Qua, sempre se non sbaglio, queste qua dovrebbero essere russole, buone da mangiare teoricamente nel misto, ma io non le ho mai raccolte, quindi neanche stavolta le raccoglierò. Ah, mi sa che mi pare i suoi amici che ha fatto man bassa, perché, boh, speriamo bene. Guarda se dico puttanae, amanita 20, 40, 60, 80 centimetri, porcino, tac, era qua uno, era qua un altro, piccolino, tac, un altro. Dai che andiamo.
Che bel porcineo. 1 e 2. Dai, buoni, buoni. Puliamo e via. Allora là, amanita. Porcinello. Bello. Bellissimo. Bellissimo, come dice Giorgione. Bellissimo. Allora qua. Vabbè, ma neanche lumache, guarda qua. Lumachina piccola. Vai che va bene. Oh, pum! Era qua un altro. Senti il rumore? Oh. Beh, sto qua è più gambo che capea. E donne che piace così, più gambo che capea. E quando stai per dire, minchia, qua non c'è niente, ti fermi per bere un bicchiere, un goccio di acqua, abbassi l'occhio, pam! Era qua, un altro. Questo qua è un po' magnà, però fresco perché guarda, polpa sotto bianchissima. Sì. E mia morella ne ha visto un altro. Andiamo a vedere anche quello. Non so, mi ha detto è qua. Lo vedete voi? Boh, guardalo là. Guardalo. Tac. Guarda questo. Andiamo sotto col dettino. Questo qua è un po' più passato. Questo qua avrà 2 o 3 giorni a valutare dal colore della spugna. Però nel muccio va ben tutto. Anche questo, guarda che bello. To. Lo raccolgo perché tanto è già mangiato dalle lumache e se lo lascio qua se lo mangiano loro, vabbè, potrete mangiare qualcos'altro. È piccolo, lo so, è l'unico che prendo su così piccolo, promesso. Non si dovrebbero raccogliere così piccoli, però uno ogni tanto non fa male. Guarda che belli anche sti cantarelli, guarda che belli. Cantarelloni. Belli anche questi qua, buonissimi. A mio gusto personale i cantarelli sono i migliori, solo però se raccolti, cucinati e mangiati, perché già cotti e congelati, poi quando li riscongeli prendono un altro gusto che non è proprio il massimo. Vabbè, rancuriamo anche questi. Guarda che bello. Così, tanto per dirvi una cosa probabilmente ovvia, e per quanto riguarda i cantarelli, oltre che essere i miei funghi preferiti, a differenza di altri funghi come i porcini e altre robe, crescono prevalentemente in zone molto più umide. Infatti qua che c'è un torrente che passa, sacco di muschio, e qua che c'è uno dei più grossi che ho trovato oggi. Guarda che bello, guarda che cantarello, bellissimo cantarello, gialletto, galletto, e sotto là e ne c'è in altri 3-4 che adesso vado a curare. E mi sa che dopo scampemo perché qua comincia a piovere de brutto, quindi video breve. Altro piccolo spunto, se non sbaglio queste qua dovrebbero essere dette orecchie di maiale. Da quello che so, anche queste qua, se raccolte freschissime come sembrano essere queste, dovrebbero essere buone. Come al solito, se non vi fidate lasciatela tutto, e quindi come faccio io, lasciatele lì e nel caso le raccoglie qualcun altro. Qua Scaravassa, torniamo verso casa. Era qua, pari impossibile, ogni anno stesso posto, stessi saetti. Era qua, tac, molto bene, dai, che come prima e forse ultima uscita dell'anno non è andata male. Era un grizzly. No, è un Sasquatch sto qua. Era il K-Way però, arrivo. Insomma, con solo a caldo, arrivo qua, guardo il capitello e il mio pensiero principale è stato, guarda che bello che c'è
i gerani bei, tutti quanti bei. A un certo punto mi casca l'occhio qua sulla destra e io domando a Consuelo, ma dimmi che c'è finto? Cioè, sarà fatto di plastica, io ho messo a posto apposta in fianco al capitello per fare ambient. E invece no, è un porcino, papà. Guarda dove che c'è cresciuto. Guardalo. Ed è benedetto quello. È porcino benedetto, cazzo. Beh, se è qua vuol dire che non è passato nessuno, Emilio, fermo cappotto. Ciao notte. Consuelo! Consuelo, dove ti sei? Qua. E guarda. Uno, 2 e una 3. Vediamo questo, il primo. Piccolino. Guarda qua. Bello. Bellissimo. Bellissimo. 2. Un po' mangiato, questo qua, guarda, ha fatto party questa qua. Ingorda. E questo, sotto là, c'è una manita. Anche 2. Sì, esatto, ci sono. Manite muscari, falloidi, non mi ricordo mai. Beh, una dei due. Adesso questi qua, anche questo qua è un po' mangiatino qua. Fatto feste lumache. Andiamo in cerca, va, che qua il bosco è ancora... Guarda come, 2 di agosto ci sono già fuori i chiodini. Interessante. Ma tutto sommato a me non è che fanno impazzire i chiodini, quindi sono anche pochi e siamo qua. Mio amore va in una scoperta. Ho trovato il tamburo della tribù dei Pelle Rosa. Mi raccomando, mi raccomando, è un consiglio. Quando le tirate su, è inutile che tirate su anche il gambo, tanto non lo mangiate. Tagliate da sotto la cappella e vi portate via solo la cappella. Guarda che ombrello. Che roba. Guarda che mazza! Fritta? Pa 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 para pa para pa 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 para pa para pa 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 para para ta ta tara tarara ta 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 tarara tan 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 tara ta 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 tara 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 ta tara ta e via andare. Dai funghi. Tac, eccolo qui lui che ci guarda. Ciao pisellino. Ciao. Sei bellissimo, non scappare. Tac. Perché non vede quello che vede sotto? Comunque non male il bottino di oggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 belle masse tamburo da fare impanate, 9 etti e mezzo di cantarelli e 1,5 kg di porcini. Quindi anche se sarà probabilmente la prima e ultima uscita dell'anno, non ci possiamo lamentare. Adesso però bisogna nettarli. Intanto che piove, aspetta un attimo, intanto che piove, cerchiamo di dare un senso alla fine di questo video per piacere, perché se no non finiamo più niente. E ora, resoconto della giornata, calcetti e braghe sul termo, scarpe sul termoconvettore, piove che Dio manda ancora, qua nettiamo i funghi come si che se netta? Con cortein e col peneo, no con l'acqua, roba bagnata, carta bagnata sotto l'acqua. Questi, una peneada se che cava via il grosso e quello che resta attaccato, adesso che gusto in più, cioè cosa sarà? Era metodo pin che ti dà fastidio in bocca, ti spui e fine. Vermetti se cerca di salvare le lumachine, vermetti se che ne c'è, i vermi mangia funghi da quando chi nasce, quindi al massimo da funghi, proteine insieme ai funghi. Quindi fatta anche questa uscita a funghi, qua non si vede un cazzo in televisione perché non c'è niente, fiossi, finito il video breve dei funghi, ci vediamo la prossima volta, ciao!